Buongiorno e benvenuti all'ultimo giorno di questo straordinario trittico che ci porterà dalle Alpi alla laguna. Stata molto importante, quindi, che fa vedere quanto questa regione possa essere completa dal punto di vista ciclistico e cicloturistico. Venite con noi a Marano Lagunare passando per Benzone, Cividale e Palmanova. La piazza principale di Tolmezzo e adesso usciamo fuori via verso Benzone. Le tossine accumulate nelle gambe sono tante, c'è poco da inventarsi, quindi un allenamento finale come quello di oggi, in scioltezza, in pianura, verso il mare, ci consente ovviamente di sciogliere queste tossine, di sciogliere un po' l'acido lattico accumulato nei giorni scorsi. Bene, siamo alla sinistra del Monte San Simeone. Oltre a essere una grande salita di 11 km al 10 medio, è stato anche l'epicentro del terremoto del Friuli del 1976. Rase al suolo gran parte del Friuli, così come questo centro abitato, che hanno deciso di lasciarlo così com'era, per poi ovviamente migrare su altre case, e facendo vedere la rovina che questo evento sismico portò in questa regione. Da qui nasce il modello Friuli, ovvero quello che i friulani hanno fatto per ritornare alla grande nella civiltà. Immaginate che cos'era prima e adesso vedete che cosa hanno fatto adesso. Erano i brividi di una civiltà fantastica, una popolazione straordinaria. E adesso entriamo nella meravigliosa piazza di Benzone. E adesso ci prendiamo un bel caffè davanti al Focolar Furlano. Al borgo più bello d'Italia. Andrea, via! Andiamo! Abbiamo attraversato numerosi centri abitati, Tarcento, Nimis, Attimis, da dove c'è la salita di Borsus, e adesso invece andiamo verso Cividale del Friuli, dove ci fermeremo a prendere un caffè nella sua piazza e ammireremo lo splendido Ponte del Diavolo. Cari amici, come vedete stiamo lasciando alle nostre spalle le montagne, il mare ci attende e siamo molto ma molto vicini. Andiamo ragazzi! Siamo arrivati a Cividale e ci ha accolto Luigi Segale, che è un membro del direttivo di Cicloassi Friuli, e l'accoglienza è tipicamente friulana, quindi con un bel prosecchino e qui addirittura il prosciutto di San Daniele. Vi faccio dare
un benvenuto a tutto Bike Channel proprio da lui. Dici qualcosa, Luigi? Volentieri, questa è un'iniziativa sicuramente importante per il ciclismo, importante per il nostro territorio. Emiliano sta facendo un gran lavoro, porta campioni, porta grandi appassionati, porta famiglie di appassionati nelle sue strutture e organizza i tour in percorsi straordinari sulle montagne ma anche in pianura. Che dobbiamo dire? Il territorio cerca di dare una mano, nel senso di come minimo essere accogliente e come minimo far vedere le sue bellezze, che ce ne sono. Bravo Emiliano. Grazie Luigi, e adesso ci dirigiamo verso Palmanova. Stiamo lasciando dietro questa meraviglia chiamata Palmanova e adesso andiamo verso la laguna a completare questo itinerario fantastico che ci ha visto arrivare dalle montagne al mare. Una volta arrivati a Marano Lagunare siamo stati accolti anche da questo ristorante fantastico che è i Tre Canai. I ragazzi sembrano gradire quello che stanno assaggiando. Che dite voi ragazzi, com'è? Buonissimo! Siamo arrivati a Marano Lagunare. Ben arrivati! Grazie. Salve a tutti. Ciao! Salve. Ciao! Buongiorno, buongiorno. Salve, buongiorno! Ciao. Buona pedalata! Ciao, Grazie! Grazie dell'ospitalità. La bellezza straordinaria di poter arrivare dalle Alpi al mare in Friuli è possibile. Siamo arrivati in questo comune straordinario, abbiamo passato adesso il centro, abbiamo fatto questi 400-500 metri attraverso un paesaggio questo paese tutto colorato, tutto variopinto, pelle d'oca. Spiegatecelo un po' voi. Stefano Scardaci è vice sindaco di Marano Lagunare. Esatto. Ecco, dici un po' che cos'è questo. Allora, grazie intanto di essere qua, di aver condiviso con noi questo aspetto, come dire, territoriale che coinvolge più realtà, no, Emiliano? Ti ringrazio di aver contribuito insieme a noi a questo aspetto, perché per noi è fondamentale e molto importante far conoscere la nostra realtà. Marano, come avete visto, è un piccolo paese che ha l'origine dalla Serenissima Repubblica di Venezia, quindi parliamo di tanto tempo fa, e ha proprio una caratteristica fondamentale dal punto di vista urbanistico, è la spina di pesce che divide il centro. Quindi voi avete attraversato adesso la via Sinodo, che è la via principale, e tutte le calette che vedete in parte sono appunto fatte a spina di pesce. Bellissima.
Noi ce l'abbiamo nel cuore, siamo nati qua, quindi Marano è per noi una chicca in quello che è il Friuli, una particolarità in quanto di origine appunto venete noi. A differenza del primo paese che trovate appena dopo Marano, noi parliamo ancora un dialetto veneto, mentre appena dopo il friulano. È friulano, vero. Esatto. Come dire, oltre all'aspetto urbanistico del territorio terrestre, capite già che nel nostro nome del paese, Marano Lagunare, una parte molto importante è la laguna, che appunto è questa zona che voi andrete a vedere tramite la barca che prenderete. La laguna si estende per circa 90 km quadrati, quindi come potete capire solo il 2% è territorio terrestre, quindi terra, tutto il resto è laguna. E ancora ad oggi il PIL interno di Marano si costituisce in gran parte di attività di pesca. Chi fa attività di piccola pesca, quindi barche di piccolo taglio che vanno direttamente in laguna, e barche di un taglio un po' più grosso che escono anche in mare. Tutto questo porta poi l'indotto a bar, ristoranti eccetera, che ci aiuta insomma a poter attivare persone anche non solo nella pesca ma anche altre attività commerciali. Siamo qui con Riccardo Bragion, assessore alla cultura e al turismo di Marano Lagunare. Spiegaci, un cicloturista che viene qua, quindi no? Il turismo slow, che cosa può fare qui a Marano Lagunare? Grazie Emiliano. Beh, riprendo le parole del collega per dire Marano Lagunare si situa tra due poli turistici importanti, però come dire, Marano Lagunare rappresenta una nuova sfida del turismo, vuole portare avanti un modello di turismo sostenibile. Paradossalmente quello che dico spesso è che il mancato sviluppo turistico che c'è stato nei precedenti decenni per Marano Lagunare è la chiave di volta per proporre qualcosa di veramente autentico. Il suo mancato sviluppo è, come dire, la cifra della sua autenticità. Quello che vogliamo mettere in campo è quello che, come dire, adesso può, come dire, attirare nel mercato una domanda diversa, collegata appunto a valori anche, non solo ad aspetti collegati al mercato, legati alla natura, alla sostenibilità, al benessere, alle capacità relazionali, al vivere nella comunità. Noi questi parametri li abbiamo tutti, siamo ciclisti, quindi soft, natura, salute e paesaggistica. Siamo con Glauco Vicario, coordinatore delle riserve naturali. Come avete potuto vedere, qui con il battello abbiamo visto delle cose splendide. Io lascio a te il compito di illustrarci cosa succede qui, cosa succede in questo paradiso terrestre fatto da canne ed acqua. Riprendo due parole che prima diceva proprio l'amico Stefano, dice sì. Marano si chiama Marano Lagunare, tutto parte dalla laguna. La nostra storia, il modo di vivere. E cos'è la laguna? Prima ci siamo passati e abbiamo visto. È un ambiente che sta tra il mare e la pianura, tra il salato e il dolce. Bellissimo. C'è il connubio di questi ambienti che dà un insieme molto particolare. E questo ambiente, che una volta dava da vivere solo alla comunità locale, siamo un paese di pescatori da sempre, la nostra storia a questo è legato, il casone da questo è motivato perché ci vivevano i pescatori. Oggi c'è un'attenzione verso la laguna anche sotto l'aspetto naturalistico. 40 anni fa è nata una prima oasi, una prima area protetta, e oggi a Marano abbiamo 3 riserve naturali. Quindi 3 aree protette, il cui scopo è proprio quello di conservare questo ambiente, di imparare sempre più a conoscerlo, ma io dico sempre anche di imparare a farlo conoscere, informare gente come voi, turisti che vengono e chiedono di capire dove si trovano, imparare a conoscere questo ambiente. Penso sia uno degli scopi importanti. Devo dire grazie per quello che ci avete fatto conoscere, grazie per quello che ci ha spiegato e grazie per quello che faremo da qui in poi, perché ti prometto che almeno da parte mia e anche da tutti i ciclisti di Bike Channel una visita ve la verremo a fare.
Grazie mille. e grazie da parte Grazie, nostra, Glauco, perché grazie. controllerete a far conoscere questo ambiente. Forza Marano. Viva! Ritornati da questa fantastica gita, anzi da questa fantastica navigata nella laguna di Marano Lagunare tra casoni e cormorani e che più ne ha più ne metta, siamo arrivati qua ospiti di questa fantastica struttura che è l'hotel e ristorante Geolife, dove fra poco degusteremo le tue specialità, Giorgia, ma facciamo parlare di questa splendida struttura a Giorgia, che è la titolare di questo posto fantastico. Sì, allora questo è un hotel che ha 3 stelle, ha il ristorante, ha un bistrò, fra poco sarà un hotel wellness and spa con appunto una zona fitness, una sauna che aprirà a settembre, appunto per accogliere tutti i tipi di turismo, anche i cicloturisti ovviamente. Questo ci interessa. Sì, che sono i benvenuti da anni ormai. Dove possiamo dare a loro dei servizi, come appunto adesso ci sarà in più la palestra, però apriamo anche una bike room dove appunto tenere le bici chiuse al sicuro, sì. E le camere ovviamente sono tutte poi dotate di comfort come la cassaforte, il frigo bar, l'aria condizionata e in più se vogliono possono appunto approfittare per cenare e assaggiare i piatti tipici locali di Marano. Qui sul palco, se vuole venire a portare un saluto, eccolo qua. Un applauso. Vincitore della Parigi-Roubaix, insomma una stella del ciclismo italiano. Abbiamo anche Emiliano Cantagallo, dipendenze pericolose, che come dire è un po' il deus ex machina di questa operazione. Buonasera. Buonasera a tutti, qui a spiegare un po' il progetto che abbiamo creato e sono 5 giorni che lavoriamo e pedaliamo tra le Alpi e la laguna. Infatti questo progetto si chiama Discovery Alpi Friulane, dalle Alpi alla laguna. Oggi è stato l'ultimo giorno e dopo aver fatto il Crostis, lo Zoncolan e tantissime salite famosissime per il Giro d'Italia sparse in tutto il Friuli, siamo partiti da Arta Terme e siamo arrivati qui a Marano Lagunare. Inutile dirvi che l'impegno della giunta, quindi del comune, a volerci qui a promuovere questo territorio per far sì che ci sia la possibilità e far capire alla gente in tutta Italia, quindi in tutti i ciclisti d'Italia, che c'è la possibilità di andare dalle Alpi al mare, è stata veramente una volontà grande da parte del comune. Io penso che il Friuli, tutte le bellezze del Friuli, le Alpi friulane, il mare dove ci troviamo oggi, l'abbiamo mostrato al mondo nel migliore dei modi. È stata una carrellata lunghissima e una cavalcata lunghissima con le nostre biciclette. Sono stati 5 giorni che ho desiderato da 2 anni. Il primo anno non era andato come volevo perché non ci sono riuscito, il secondo anno eccoci qua a parlare con Andrea Davi di questo meraviglioso progetto che spero sia visibile agli occhi dei telespettatori proprio come le hanno visto i nostri occhi e i nostri cuori, che abbiamo aperto a 360 gradi verso questa terra fantastica che è il Friuli Venezia Giulia. Spero di aver lasciato qualcosa di importante per il Friuli Venezia Giulia e spero di continuare a fare
qualcosa di importante per questo territorio che amo e porto nel cuore sin da quando sono bambino, perché mia mamma era di qua. Tu questo territorio, inutile nasconderlo, non lo conoscevi benissimo, tante salite le hai affrontate per la prima volta. Se tu dovessi fare un appello a tutti i telespettatori che ci stanno guardando, cosa diresti loro per farli venire qui e per convincerli di un territorio così magnifico? Ma innanzitutto direi che la prima volta che Emiliano mi ha chiamato mi ha detto guarda ti voglio qui in Friuli Venezia Giulia perché ti voglio portare a far visitare questi bellissimi territori. Dico ma territori, ma che tipo di territori? E mi dice lo Zoncola, ma ascolta, io sono un corridore da classiche, non da montagna, però guarda, dice guarda vieni su che vedrai ti innamori. E io oggi dico grazie Emiliano, te lo dico veramente con il cuore, perché mi hai regalato 4 giorni, 5 giorni bellissimi, indimenticabili, in mezzo alla natura, in mezzo a queste montagne fantastiche, ma soprattutto in mezzo a delle persone fantastiche che ti hanno dato tutto quello che un territorio ti può offrire. Il viaggio non finisce qua. Il viaggio non finisce qua, invitiamo tutti a tornare, a venire, chi non c'è stato, e chissà che magari un domani non riusciamo a ritrovarci di nuovo tutti quanti, anche noi.